Camara. Pallone rischioso di Camara per Pavisic che prova a saltare il portiere. Intervento prodigioso da parte di Giacalone, poi il pallone rimane lì, ancora Pavisic, ma la prima ghiotta palla gol della partita dopo appena 30 secondi. Bella l'apertura per la corsa di Lavardera che ha tanto campo per far male, entra in area, Lavardera pesca Pavisic, Don Carlo Misilmeri in vantaggio, la rete del numero 7, la prima in campionato per Pavisic. Va Pace sul primo palo, la spizzata di Matera, palla che rimane lì, Cosentino. E questa è un'altra grande palla gol per la Don Carlo con Cosentino. Guarda il secondo palo, El Amraoui. Fischia l'arbitro, va il 10 proprio sul secondo palo. L'inserimento da parte di Emanuel Baiata, un po' in ritardo. Poi Camara, si è aperto Ricciolli. Sovrapposizione di El Amraoui. Serie di finte del 7 che si appoggia al suo capitano, pallone messo dentro, Ricciolli viene in contro Mihali, recupera palla da Don Carlo con Matera, si apre Pavisic, servito il numero 7, la chiama Cerria sul secondo palo, pallone messo dentro da Pavisic, Matera non ci ha creduto fino in fondo e ancora il Mazzara a provarci da dentro l'area, deviazione, non ha dubbi il direttore di gara, calcio di rigore per il Mazzara al 20° minuto, l'opportunità per la squadra di Tedesco di riprendere la partita. Fischia l'arbitro, concentratissimo El Amraoui, parte col sinistro, non può nulla Alessio Zummo, fa 1-1 il numero 10. Romano la tocca per Pellegrino da fuori, la blocca in qualche modo Matteo Giacalone. Priola, pressing anche di Matera che recupera palla in qualche modo, poi si mette davanti col corpo, passa Matera, la mette dentro per il colpo di testa da parte di Pavisic. Romano con il destro pesca Pavisic, colpo di testa sì vincente ma tutto fermo per posizione di fuorigioco. Pace prova a mettere giù pressing di Camara, Matera per improvvisare gesto offensivo, poi Cernia, bella la palla per Pace con il sinistro Pace, Giacalone in due tempi dice di no, Bertoglio, poi si butta nello spazio la mezzala, finta di corpo su Camara, passa in qualche modo Pace, Pace per Matera, deviazione fortuita da parte di un difensore del Mazzara che per poco non complicava i piani di Giacalone. El Amraoui la sola, prova ad andare via, lo scambio, bello con Gomez, ci prova a giro il 10 con il sinistro, bella l'idea, un po' meno la realizzazione. Dentro Cosentino, anche Spasa, pallone battuto da Pace, Giacalone ci mette due mani e Spasa, finta e rientra dentro al campo, apre per Lavardera, sovrapposizione ancora di Cerria che ha tanto fiato, Matera di testa, Giacalone. Va Lavardera con il destro, pallone un po' corto, in qualche modo allontana la difesa del Mazzara, poi Pellegrino da fuori, traversa Matera, rimane lì, e Spasa! Un grandissimo gol di Luciano Spasa che porta in vantaggio la Don Carlo al 64esimo, 1-2. Bertoglio. Lavardera da fuori, carica il destro Lavardera, pallone vicino alla traversa, difesa da Giacalone, Marchese con le mani, El Amraoui, Bertoglio su di lui, Marchese riesce a crossare in qualche modo, la palla passa, traversa, poi da fuori, il tiro di Cari, Cosentino, va da Lavardera e si butta dentro, lo gerfo di testa, Giacalone sicuro, Virzi è entrato bene, prova ad autolanciarsi il 27, triplice fischio! Eccola la prima vittoria in trasferta del Misilmeri in questo campionato, la seconda in totale in campionato, 3 punti pesantissimi della squadra di Tommaso Napoli.